calciatore azzurro, uno chef stellato, un politico e un'attrice decidono di mettersi in gioco e di investire il loro tempo in vigna. Sono le storie di Andrea Barzagli, Carlo Cracco, Massimo D'Alema e Carol Bouquet, protagonisti a Vinitaly con i loro vini. È un piacere vedere che anche persone che col vino apparentemente sembra che non abbiano nulla a che fare invece si interessano a questo comparto, perché oltre all'aspetto business è un settore che dà allure, interesse, cultura e storia. Cosa racconta il suo vino? Ma racconta lo stile nostro, l'idea nostra, del nostro enologo di un vino fresco, elegante. Cerchiamo di dare una bevuta giovane. È normale che poi insomma dietro c'è molto lavoro ed è interessante perché è un mondo vasto. Il vino è una grande passione, ma soprattutto è un bellissimo territorio dove abbiamo ritrovato questa azienda agricola e l'idea di portarla avanti e di metterla un po' in ordine e cercare di valorizzare quello che c'era all'interno ci è piaciuto molto. Poi abbiamo l'orto, abbiamo gli ulivi, la frutta, per cui insomma è un'azienda agricola a tutto tondo. È un vino che ho fortemente voluto ed è il ciliegiolo. Noi abbiamo un'azienda a Narni, un'azienda vitivinicola, e quindi per noi il ciliegiolo era un atto dovuto nei confronti della nostra terra, perché è il vitigno di riferimento. Sono degli ottimi vini, tra l'altro uno di questi, che è il Trebbiano di Carlo Cracco, è stato premiato è all'esordio, è un'azienda nuova, è stato premiato con un buonissimo punteggio 96 su 100 nella nostra guida che si chiama I migliori 100 vini e vignaioli d'Italia del Corriere della Sera. Si tratta di personaggi che nel loro mondo di appartenenza dal cinema alla cucina sono famosi e che hanno fatto queste scelte più che altro per passione, e quindi proprio perché è una scelta passionale è ancora più carica di contenuto narrativo.